Al via la quinta corsa, un doppio chilometro per cavalli di 4 anni. Sono 11 al via dopo il ritiro di Xenox B, lo schieramento 1 Zarina York, 2 Zodiac 5 Lux, 3 Zio Dipa, 4 Zagaran Bigi, 5 Zeila MJ, 6 Zitrunas. Seconda linea 7 Zorador, 8 Zoller Rec, 9 Zigzago P, 11 Zea, 12 Zorro Leo. Favori del pronostico in chiusura per Zagaran Bigi numero 4, Carmine Piscoglio in sediolo. Alternativa principale individuata in Zio Dipa numero 3, Giorgio Cassani, macchina che accelera. Partiti in questo momento con lotta per il comando. Zio Dipa e Zagaran Bigi lottano su Zodiac 5 Lux, che rimane subito lì alla corda, insiste all'attacco. Zagaran Bigi su Zio Dipa, sbaglia invece Zodiac 5 Lux. Numero 2 Zodiac 5 E Lux così sulla squalificato. piegata si accoda in seconda posizione Zagaran Bigi alle spalle di Zio Dipa, che con un lancio in 14,5 ha respinto l'avversario e ora conduce al completamento dei 400. In terza posizione rimane Zeila MJ davanti a Zarina York, poi gli altri a seguire con Zea che precede Zigzago P che avanza all'esterno, ancora Zorador che cerca di prenderne la scia. Numero 12 Zorro Leo squalificato. Zitrunas che avanza a sua volta all'esterno. Intanto Zigzago P va a gravitare su Zio Dipa dopo 700 metri di gara. Tanto il mezzo miglio iniziale completato in 1-2-2 con Zio Dipa in vantaggio. All'esterno c'è Zigzago OP, lungo la corda è Zagaran Bigi, ancora Zeila MJ con all'esterno Zitrunas, poi Zorador. Intanto se ne vanno il chilometro iniziale in 1.17,7 con Zio Dipa che continua a condurre nei confronti di Zagaran Bigi. All'esterno Zigzago P. Numero 11 Zea squalificato. Zorador. 800 alla conclusione e prosegue la pariglia al comando con un parziale in 15-2 davanti alle tribune. Zitrunas si mantiene lì a contatto, come anche Zagaran Bigi lungo la corda, poi Zorador all'interno, Zelia MJ, poi Zarina York che lascia più indietro Zoller Rec. Intanto 500 alla conclusione con Zio Dipa in vantaggio, controlla Zio Dipa su Zigzago P, avanza in terza ruota Zitrunas quando siamo a 400 dalla conclusione. Curva finale imboccata al comando da Zio Dipa con all'esterno Zigzago P, in terza ruota ora Zitrunas con Zagaran Bigi che ha spostato in schiena Zigzag e viene infilato all'interno da Zeila MJ. Retta d'arrivo, si presenta in vantaggio Zio Dipa con in schiena ora Zeila MJ. Ultimi 120 metri di gara, in vantaggio Zio Dipa. A centropista però c'è lo scatto anche all'interno Zeila MJ, però che riesce a vincere, mentre per il secondo Zio Dipa è ancora lì a contatto. Zeila MJ sul palo, dovrebbe averla spuntata, arriva ancora stretto con l'allieva di Andrea Baveresi che dovrebbe essere passata di precisione sul traguardo. Zio Dipa si difende ma non può nulla contro Zeila MJ. Andiamo a rivedere le fasi finali. Al terzo posto vicino anche Zitrunas e al quarto finisce Zigzag OP. Questo almeno l'ordine d'arrivo ufficioso dopo aver rivisto il rallenti del finale che premia Zeila MJ. Andrea Baveresi, ancora una quota altissima, 32,85 al totalizzatore per Zeila MJ. Andrea Baveresi